Nei giorni scorsi, il 12 agosto, il punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale riguardante il mercato orticolo di Chioggia è stato rinviato. Il punto avrebbe sancito la gestione esclusivamente pubblica dell'ortomercato a cura di SST. Il direttivo del mercato orticolo ha quindi inviato all'amministrazione una manifestazione di interesse, presentata al sindaco, al presidente del Consiglio, ai consiglieri capogruppo e all'amministratore di SST. Ricorda che anche nel 2017 si era paventato di procedere alla dismissione entro un anno dalla partecipazione indiretta dalla società, visto il non rispetto del parametro sul fatturato minimo da parte di Chioggia Ortomercato del Veneto. L'anno successivo, 2018, era stata presentata una manifestazione di interesse per un nuovo affidamento del mercato, uscendo dalla compagine sociale di SST con la disponibilità di elaborare un nuovo piano industriale per il rilancio delle attività del mercato. Il mercato orticolo ripropone la stessa manifestazione di interesse con la disponibilità di presentare un piano per la gestione del mercato sostenibile diretta da parte dei commissionari e delle cooperative agricole a tutela delle aziende agricole medie e piccole contro fenomeno di concorrenza sleale e infiltrazioni delinquenziali. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.